Siamo con Gianluigi Nuzzi, famoso giornalista, conduttore televisivo, saggista, qui a Montebelluna per presentare il suo ultimo libro, Giudizio universale. Ecco, Papa Francesco può salvare la Chiesa del XXI secolo? Io credo che non ci siano altre soluzioni, perché questo Papa sta cercando di cacciare i mercanti dal Tempio, mercanti che sono bulimici di quello che veniva chiamato lo sterco del demonio, cioè il denaro, il vil denaro, che però è un denaro di tutti, perché è il denaro delle offerte. È una battaglia importante, anche perché, come diceva Benedetto XVI, c'è una crisi non della Chiesa ma della fede. Ed è un problema che ha portato anche Ratzinger a rinunciare al pontificato. Io credo che questo libro sia un libro conclusivo di un percorso lungo che è iniziato 10 anni fa e che ha visto tanti momenti importanti senza precedenti, come appunto la rinuncia di Benedetto. Questo default, il rischio di default, non è un'idea di Nuzzi, magari se lo fosse perché magari mi sbaglierei, ma il problema è che sono i documenti interni che lo dicono e sono documenti sempre più inquietanti, sempre più allarmanti. Nella Chiesa si parla in questo momento di due binari paralleli, quello di Papa Francesco e quello di una Chiesa invece più reazionaria, più conservatrice. Lei che cosa pensa in merito? Io penso che gli attacchi a Papa Francesco da un punto di vista teologico indeboliscono e fiaccano questo Santo Padre in un momento molto delicato per la Chiesa e credo che vadano a trovare una congiunzione con chi invece in curia ha interessi a fiaccare Francesco per rallentare le riforme e per rimanere nel buio. Quindi io non ho elementi per dare una valutazione teologica di questo pontificato perché non è il mio ruolo, ma credo che sia assolutamente improvvido attaccare un Papa in un momento così delicato e faticoso per la Chiesa. Come spiega il grande interesse degli italiani in generale per questi argomenti? Lei ha avuto molto successo trattando questi temi. Il motivo è perché di questi temi per molti anni nessuno ne ha parlato. Perché sa, quando a Roma i giornalisti che devono scrivere di Vaticano sono inquilini del Vaticano, è un po' difficile che vadano a raccontare le cose che non funzionano, magari sono più miopi o addirittura soffrono di una cecità.